dire che a queste persone è necessario caricare tutta la crisi che c'è, perché l'euro, perché la finanza ha bisogno di equilibrio, non solo è sbagliato e ingiusto, ma fa arretrare un paese e noi non vogliamo arretrare. Le sappiamo le difficoltà che hanno le persone ad arrivare a fine mese. Anche 4 ore di sciopero, 8 ore di sciopero sono una difficoltà che si chiede alle persone, noi agli stessi. Ma se siete qua e se siamo qua nelle piazze di questo paese oggi in Italia è perché ci teniamo ad evitare l'arretramento e perché vogliamo davvero bene a questo paese, perché lo consideriamo nostro, perché lo vorremmo più nostro, perché i nostri padri ce l'hanno consegnato nostro e noi non vogliamo assolutamente perderlo. E tutte quelle balle che ci vengono propinate, magari da Pontida, dove ci raccontano che c'è un federalismo possibile in cui tu paghi meno, il risultato è che gli enti locali vengono tolti 13 miliardi ed è stata tolta l'unica tassa che c'era dal punto di vista territoriale. Eppure siamo tutti per il federalismo, ma un federalismo che fa pagare sempre quelli ai lavoratori padani o non padani, del nord o del sud del paese, non può andare bene. Deve cambiare questa manovra, lo chiede la CGIL, lo chiede il popolo italiano, lo chiede la parte migliore di questo popolo che noi molto modestamente tentiamo di rappresentare. Per questo il paese ci deve ringraziare, altro che il signor no, deve ringraziare questa parte. Se ancora in Italia è possibile difendere la Costituzione, se ancora in Italia è possibile difendere i diritti, una parola magica, diritto, che non significa non essere d'accordo nel fare i sacrifici, ma diritto è una cosa, sacrificio è un'altra. Quando chiede a un lavoratore che può star male, ammalato, che nel momento in cui viene superata una certa soglia, non si sa quale, una certa, il tuo diritto a essere retribuito mentre sei ammalato cessa, questa è una condizione che noi lavoratori di Pomigliano tutti dobbiamo capire che è un arretramento per quel lavoratore se passa, è un arretramento per tutti, perché domani con la stessa formula, te lo dicono le aziende dove sei in crisi, dove rischi licenziamento, dove rischi l'espulsione, con lo stesso meccanismo ti dicono accantona i tuoi diritti, te lavoratore accantona le tue prerogative costituzionali, perché l'Italia ha bisogno di marciare, perché dobbiamo conquistare i mercati. E una condizione come questa la CGIL da tempo è in campo. In una condizione come questa la CGIL non accetta, non si rassegna a considerare questo paese un paese in cui quelli che noi rappresentiamo e in maniera più ampia anche altri non abbiano la dignità di starci come cittadini. Riguarda i lavoratori italiani, immigrati, riguarda i pensionati, riguarda i precari, riguarda i giovani, soprattutto a quest'ultimi, perché come dicono molti, ma lo dicono, poi non lo fanno, quando un paese non guarda con attenzione alla propria gioventù, ai propri giovani, è un paese destinato o a segnare un declino profondo o a disegnare per loro nessun futuro. Grazie compagni e compagni, grazie lavoratori, continuiamo, non ci fermiamo qua, perché questo è il nostro ruolo e il ruolo della CGIL intende assolvere sempre. Grazie ancora. Ringraziamo Andrea, vi ringraziamo tutti quanti per questa bellissima giornata di lotta, di sciopero, di manifestazioni in tutte le città italiane. Grazie ancora e buon rientro. Bella ciao ciao.